Buonasera a tutti, buonasera amici di Bella Sicilia. Qui siamo ad Alcaralifusi e questo è il Muzzoni. La festa del Muzzoni è la festa pagana più antica d'Italia. Oggi diciamo che per noi alcaresi è un giorno molto importante perché è una festa che diciamo ci lega con il passato. Simboleggia la fertilità, quindi è un inno alla fertilità, alla giovinezza, all'amore. Questa sera si crea un'atmosfera magica per tutti, e tra balli, canti, simboleggia anche questo rapporto tra l'uomo e la terra, anche perché la madre terra, la dea delle messi che noi ricordiamo è la dea Demetra. Quindi proprio per questo ovviamente ci sono tratti risalenti alla civiltà ellenica. La brocca ha, diciamo, la parte del collo rotto, che rappresenta, diciamo, questa è la festa pagana, invece la festa vera religiosa è quella di San Giovanni, con la testa mozzata. E quindi c'è un riferimento fra il pagano e il religioso, il cattolico. La parte del frumento che vedete qua verde era sul giallo, con il sole è diventato più verde, che si chiamano i laureddi. I laureddi sono diciamo, piantati in luna crescente nei primi giorni di giugno e si fanno crescere nei vasi con un po' di terriccio, però al buio, devono crescere gialli, acerbi. Diciamo che diciamo, il rito propiziatorio anche per il fattore della dea Core, che è anche la dea diciamo, della natura, della vegetazione, tante cose. I garofani sono un simbolo, diciamo, questo rosso bello infuocato del mese di giugno, eccetera. Le spighe sono l'abbondanza, che poco fa ha parlato mia figlia, della dea Demetra, per quanto incida anche per l'abbondanza dell'annata di frumento, di farina, di pane, eccetera. E la parte di sopra è una lavanda che veniva usata nelle donne che andavano a lavare il lino nei fiumi nella zona di Alcara e venivano quindi trattati con questa lavanda sia con le ceneri e con la lavanda che si mette qua. Poi in ogni quartiere, diciamo, la parte dell'oro, oggi come oggi abbiamo anche molta bigiotteria, eccetera. Una volta c'era soltanto l'oro del quartiere che veniva raccolto dalle donne del quartiere e dopo che lo raccoglievano, tutto assieme lo mettevano, diciamo, in questa brocca con la testa mozzata. Per quanto riguarda il componatico, il ballare, il cantare, eccetera, quello veniva, ogni persona portava qualcosa. Quello faceva il vino, aveva il vigneto e portava il vino. Quello era un allevatore di formaggio, di latticini e portava quel prodotto. Ognuno portava del suo e poi si ballava, si cantava e attorno al Muzzuni poteva nascere anche l'amore tra un ragazzo, un giovane e una giovane. Sì, io sono a testimoniare l'importanza che l'università dà al Muzzone. Noi abbiamo recentemente firmato un protocollo di intesa tra il mio Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina e il comune di Alcara, e uno dei punti importanti in questo protocollo è appunto il Muzzone, la storia del Muzzone, l'importanza simbolica, sincretica del Muzzone. E speriamo nei prossimi mesi di poter organizzare per il prossimo anno una soddisfacente escursione etnografica, quindi portare tanti studenti il prossimo anno e farli vivere appunto l'esperienza e la parte religiosa, quindi quella del pomeriggio, e poi questa parte diciamo più profana, pagana, che è quella della sera.